Gemona del Friuli, simbolo del carattere friulano tenace e laborioso, è una delle più belle località storiche del Friuli Venezia Giulia, stesa ai piedi delle Prealpi Giulie. Città di origine preromana, Gemona del Friuli è menzionata per la prima volta da Paolo Diacono nell'Historia Langobardorum, per essere uno dei castelli che nel 611 erano ritenuti dai Longobardi inespugnabili dagli Avari invasori. Gemona divenne una delle comunità più rilevanti del Ducato friulano, un centro urbano ricco di fermenti, difeso da una grande cinta murata da cui svettava l'antico castello. I tragici eventi che hanno segnato la storia recente sono i terremoti del 6 maggio e del 15 settembre 1976. Rappresentato senz'altro una catastrofe, 400 morti su poco più di 10.000 abitanti e quindi ogni famiglia di fatto è stata coinvolta, ma naturalmente ha rappresentato anche poi nel corso degli anni la consapevolezza sempre più forte che ce la potevamo fare e oggi abbiamo una ricostruzione compiuta o perlomeno compiuta nel 99%, visto che ci manca soltanto il tassello più importante che è il castello che completeremo il prossimo anno. Io credo che veramente questa rinascita è stata un orgoglio non solo per noi gemonesi e per noi friulani ma per tutti gli italiani. Abbiamo capito che ce la potevamo fare poiché abbiamo avuto anche le istituzioni al nostro fianco, abbiamo avuto tanti operatori da tutto il mondo e tanti volontari che ci hanno dato veramente una mano, ma siamo stati capaci di mettere a frutto il tutto e oggi il miracolo che vediamo è veramente merito non solo dei gemonesi, non solo dei friulani, ma credo veramente della nazione italiana e dell'intero mondo intero. Diciamo che nel dopo terremoto c'è stata naturalmente un'esplosione per quello che riguarda tutte le imprese, perché naturalmente c'era molto lavoro. Oggi siamo anche noi a ripensare il nostro territorio, abbiamo lanciato un progetto importante proprio per voltare pagina nel dopo terremoto, dopo questa bolla speculativa che c'è stata negli anni della ricostruzione. La cittadina risorge e diventa uno dei principali simboli della rinascita della regione, scrivendo una delle pagine più belle della sua millenaria storia e trovando nelle proprie profonde radici la forza di risollevarsi coralmente. Un recupero esemplare per partecipazione di popolo ed operato delle istituzioni, conosciuto nel mondo come modello Friuli, per il quale viene oggi unanimemente indicata quale simbolo di rinascita dopo una catastrofe. Attraverso Porta Udine, appartenente alla prima cerchia muraria, si entra nell'antico centro cittadino, dove sorge il maestoso Duomo di Santa Maria Assunta, dalle architetture romanico-gotiche, uno dei monumenti religiosi medievali più importanti della regione. A dominare la città dal colle il castello, completamente distrutto dal terremoto del 76. Dopo una lunga attesa sono ripartiti i lavori di recupero. Ma saranno gli stessi lavori di ristrutturazione, con le particolari metodologie adottate, a rappresentare di per sé un motivo di interesse e di attrazione, oltre alla vista impagabile di cui si può godere dagli splendidi giardini. Negli ultimi anni la cittadina di Gemona sta crescendo anche turisticamente, grazie alle sue bellezze storico-artistiche e naturalistiche, oltre che per merito delle manifestazioni e dei numerosi eventi che è in grado di offrire ai suoi visitatori. Inoltre, l'ambito naturalistico del gemonese offre diversi spunti per momenti di relax, di svago e di totale immersione in una natura ancora vera e protetta.